L'Associazione Mariterra ha un nuovo appuntamento, Radici nel mare, tra tradizione e identità marinare nel territorio, un appuntamento che si svolgerà il 22 ottobre alle ore 16 presso Torre Carlo V. Ecco il perché di questa iniziativa e quali le finalità. Sì, intanto Mariterra si pone ancora una volta come, diciamo, fenomeno, come trasmissione culturale sul territorio e lo fa attraverso la mostra. Perché Radici nel mare? Perché il nostro obiettivo è proprio quello di coinvolgere quelle comunità locali, il rapporto che hanno nei confronti del mare, quindi riscoprire le tradizioni, culture, saperi, profumi, perché no? Anche quegli atteggiamenti augurali, come ad esempio i canti augurali e propiziatori nei confronti della Madonna, sono tutti elementi che caratterizzano l'identità di un popolo. Un popolo senza identità, un popolo in questo caso di pescatori, ad esempio, supponiamo. I pescatori con il loro lavoro, con il loro sudore, sono i depositari della nostra memoria ed è giusto che noi rivalutiamo anche la loro attività, il loro saper riparare, ad esempio, una barca, sono elementi importanti che fanno parte della mostra. Ecco perché Radici nel mare. Radici nel mare si autoproclama proprio come radicamento sul territorio e questo avviene anche attraverso un'invocazione del tipo a Madonna, Madonna che ci aiuta, detto proprio in dialetto, perché così come il linguaggio identifica l'individuo sul territorio, allo stesso modo il pescatore si identifica possibilmente in questi riti augurali, quindi l'importanza della Madonna, ad esempio, del Carmelo. Nuccio Zicari è il curatore della mostra fotografica, ecco se ci può fare qualche anticipazione su quello che vedranno le persone. Sì, la mostra fotografica che mi vede come protagonista ha il nome nello specifico di Intinnammari, che è una manifestazione ludica che fa parte delle celebrazioni della festa della Madonna del Carmelo che si espleta nel mese di luglio nel paese di Porto Empedocle. Non voglio anticipare nulla in quanto credo che le foto già parleranno da sé, invece voglio spendere giusto due parole per ringraziare l'Associazione Mariterra e il presidente Nuccia Grassonelli per avermi invitato con la mia produzione fotografica alla realizzazione di questo evento e ne sono felice per due ragioni. La prima è che ho avuto l'opportunità di confrontarmi con una tematica, quella dell'identità marinare e del rapporto delle comunità locali col mare, che mi sta a cuore da tempo, e di aver avuto l'opportunità di trattare fotograficamente tematica che strizza l'occhio alle tradizioni e alla migliore tradizione della scuola fotografica siciliana